Agrigento, l'Acragas Calcio, promossa in Lega Pro, e la dotazione dell'impianto di illuminazione allo Stadio Esseneto come requisito strutturale per poter svolgere il campionato. Si è svolta una riunione proficua con l'Enel a Palermo. Il presidente dell'Acragas Calcio, Silvio Alessi. Finalmente è una buona notizia per i tifosi agrigentini e per tutta la città di Agrigento. Noi ieri abbiamo avuto questo incontro con i tecnici dell'Enel, dove erano presenti i nostri tecnici, ma soprattutto i tecnici del comune, e si sono buttate le prime basi per poter iniziare i lavori per l'impianto di illuminazione allo Stadio Esseneto. Siamo rimasti che l'Enel entro il 5 di giugno ci farà avere il progetto definitivo dell'impianto, che sottoporremo al comune. Il comune si è impegnato che entro il 15-20 di giugno riunisce il tavolo tecnico per fare una conferenza di servizi e quindi rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di questo impianto. Una buona notizia che doterà finalmente lo Stadio Esseneto dell'impianto di illuminazione, e quindi subito dopo il 20 si potranno iniziare i lavori di messa in opera di questi pali e quindi della luce. Nel frattempo, presidente Alessi, oggi è esploso il caso dell'operazione Dirt Sociak. In particolare è stato arrestato un ex Acragas a Starita. Qual è il suo commento? Ma guarda, noi siamo lontani da queste logiche cognizioni di fare calcio. La nostra è un progetto pulito e così deve rimanere. Noi prendiamo le distanze da questo nostro ex tesserato, che poi tra l'altro per motivi disciplinari abbiamo allontanato dalla squadra nel mese di dicembre. Siamo veramente addolorati perché queste cose nel mondo del calcio non devono esistere. Noi abbiamo un'altra idea di fare calcio e un'altra idea dello sport, quindi queste cose ci addolorano, ma è chiaro che però noi non faremo invangare il nome dell'Acragas, anche perché dico, siamo stati toccati marginalmente. Non faremo invangare questo nome e tuteleremo in tutte le sedi la buona onorabilità di questa squadra, di questa società e di questo staff che così bene ha fatto in questi 4 anni. È chiaro che noi abbiamo già dato mandato ai nostri legali di capire un po' come la situazione, e tuteleremo la società in tutte le sedi opportune e legali.